e l'onore di ospitare questo incontro. Abbiamo cercato di coinvolgere almeno i nostri studenti convittori, perché voi sapete che abbiamo un'ottantina di ragazzi che vivono sempre qui con noi, e nella speranza che possano cogliere l'importanza delle elezioni in sé per sé, perché la preoccupazione di noi di lungo corso è che le persone, i giovani magari non vadano più a votare, ed è questa una prima problematica importante che cerchiamo di risolvere, perché il diritto al voto è un diritto che è stato conquistato col sangue, con le sofferenze di tante persone, e perdere l'occasione di votare e perdere un pezzo della propria cittadinanza, secondo noi, come credo anche secondo voi tutti. Il fatto che stasera più esponenti di più forze politiche che qui sono presenti possano, anche se in tempi brevi, dare un'idea di quella che è la loro visione del futuro del Veneto, della nostra regione, credo che sia decisamente importante. Permettetemi di ringraziare il dottor Anselmi, senza il quale tutto questo non ci sarebbe, e io gli farei un applauso perché sono permettetemi, giusto per un sano così provincialismo interno, di ringraziare il professor Cangialosi, che insomma nostro insegnante, che si è tanto impegnato, si deve fare perché si possono realizzare queste cose. Io vi auguro un buon incontro e soprattutto vi auguro di essere chiari, di esprimere quello che siete, quello che pensate con parole semplici, chiare, in modo tale che anche i nostri giovani possano cogliere il senso del vostro essere politici, al di là dell'appartenenza di partito. Grazie e buon incontro. Grazie davvero, signor Preside, per questa ospitalità. Adesso do la parola a Isabella Fatale, a nome della Gioventù Federalista Europea, prego, che ha dato una mano al sottoscritto a andare a pescare sui social, su cose su cui io invece sono fermo WhatsApp, va bene, non sono né su Facebook né su altre. Quindi penso che sia giusto, poi ci darà anche l'aiuto nel comunicare con voi, perché è una cosa sempre un pochino complessa. Grazie mille, allora buon pomeriggio a tutti e a tutte, e volevo ringraziarvi innanzitutto per essere qui con noi oggi. Io sono Isabella, sono parte della Gioventù Federalista Europea e prendo questi 2 minuti un attimo per parlarvi un po' di chi siamo, cosa facciamo e di quali sono i valori che ci guidano. Allora, la Gioventù Federalista Europea è una giovanile under 30 del Movimento Federalista Europeo che ha organizzato questo incontro oggi in collaborazione con questo bellissimo istituto. E allora, volevo dire che nella gestione siamo tutti quanti sotto i 30 anni, siamo quasi tutti studenti e non siamo pagati per fare quello che per noi è un compito fondamentale, cioè fare attivismo. Perché noi vogliamo la creazione di un'Europa federale, ma perché proprio di un'Europa federale? Perché ancora tanti anni fa, ancora nel 1943, ci siamo resi conto che uno dei problemi più grandi della modernità, ma anche del passato, era lo Stato-nazione e il fatto che non volesse cedere sovranità. Di questa cosa se ne sono accorti Altiero Spinelli e Rossi sull'isola di Ventotene, che dopo hanno scritto il manifesto di Ventotene, che è un pochino il nostro testo fondamentale, diciamo. E secondo me l'aspetto straordinario di questo testo, del manifesto di Ventotene, è la sua attualità. Ne ha parlato Roberto Benigni, ne parlano molti, a volte bene, a volte un po' meno. Noi comunque siamo orgogliosi di avere il manifesto di Ventotene, anche perché l'Europa federale, l'Europa unita non è più un sogno, è una necessità. Lo ha ribadito anche il Presidente Mattarella l'altro giorno quando si è rivolto alla BCE dicendo che l'Europa ha bisogno di una maggiore integrazione fiscale, c'è bisogno di una difesa comune, c'è bisogno di un sacco di altre riforme e noi ci stiamo battendo ogni giorno per questo. Chiudo dicendo che noi non siamo sognatori e sappiamo che una federazione europea oggi è più vicina che mai. Grazie. Grazie. Dirò naturalmente 2 parole anch'io all'inizio, però per intanto annuncio che sono presenti, come si prevedeva nella locandina, liste civiche. Per ognuno di loro io ho preparato un bigliettino col nome, su cui potete controllare.
liste venete, scusate, liste civiche venete, Noi Moderati, Uniti per Manito, Pace, Salute e Lavoro, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra. Metto questi 9 bigliettini dentro in questa busta e poi chiedo se c'è una ragazza del liceo, ho provato, lei verrà quando io la chiamo a pescheremo sia il primo che il secondo intervento in modo che poi si prepari, possiamo andare abbastanza velocemente. Aggiungo anch'io qualche altra considerazione a quelle fatte dalla giovane Isabella. È proiettata qui una dichiarazione di impegno che noi proponiamo a tutti i candidati. Ci sono delle copie disponibili qui perché fosse interessato a portarle, perché la dichiarazione di impegno si può sottoscrivere oggi, qualcuno l'ha già sottoscritta prima, potete sottoscrivere naturalmente anche prima delle elezioni. Perché chiediamo questa dichiarazione di impegno? Prima perché noi siamo federalisti e noi crediamo profondamente a tutti i livelli di governo, comune, se volete anche alla circoscrizione, provincia, comune, Italia, Europa in prospettiva del mondo. Pensiamo che le istituzioni più vicine ai cittadini, ho avuto due chiacchierate con il sindaco, un incontro molto specifico, ho addirittura una penna qui del sindaco di Gurktal, va bene, che mi ha accolto, diceva un piccolo comune di 300 abitanti, va bene, in Austria, mi ha dato una penna e la conservo religiousamente. Io credo molto e credo molto anche nel fatto che per me è fondamentale in tutte le democrazie che funzionano, cioè che la formazione delle classi dirigenti comincia dal basso, comincia con le persone che si occupano della cosa pubblica, cominciano a parlare con le persone, cominciano ad affrontare appunto i problemi. A livello di regione abbiamo una lunghissima tradizione, tra l'altro nel testo poi lo faremo scorrere, nello statuto, che è un po', parlo per i ragazzi adesso, è un po' il testo costituzionale della regione Veneto, c'è un impegno preciso al rafforzamento dell'Unione Europea, che è stato codificato dopo che è nata la regione nel 70 giugno. Come sapete abbiamo contribuito anche noi a quel tempo, ma altri tempi, altre repubbliche si dice anche adesso. Abbiamo costituito però in tutti questi decenni un intergruppo per la Federazione Europea, intergruppo sempre per i ragazzi, vuol dire che ne fanno parte consiglieri di più gruppi politici. E noi chiediamo oggi ai candidati di sottoscrivere l'impegno a ricostituire nel nuovo Consiglio regionale l'intergruppo per la Federazione Europea. Preciso che nella scorsa legislatura l'intergruppo ha proposto e poi il Consiglio ha approvato all'unanimità in entrambe le occasioni, unanimità, preciso, non facile, non così facile in politica, forse nel Parlamento nazionale è un po' più difficile, detta tra noi, no? Due documenti importanti, suggeriti da noi, poi modificati, perché poi il Consiglio condivide gli emendamenti, per una riforma dei trattati e un rafforzamento delle politiche europee. Noi abbiamo molto gradito naturalmente questo, siamo l'unica, ve lo dico, ma non è tanto, non sono un venetista, io, va bene, è l'unica ragione che la fa. Perché, diciamo, il Veneto per tradizione, storia, cultura, economia, abbiamo questa proiezione naturale appunto verso l'Europa. No? L'altra cosa che volevo precisare è che il fatto stesso che oggi siano presenti 9 liste che coprono grosso modo tutto l'arco politico attualmente in Italia, testimonia che noi non facciamo distinzione tra destra e sinistra. La nostra distinzione, l'ha detto prima bene Isabella, è quella di Veneto. Quelli che la pensano come noi sono quelli che vogliono la Federazione Europea, quelli che non la pensano come noi sono quelli che non vogliono la Federazione Europea, vogliono mantenere. E il loro cito un altro paese per non fare. Se andate in Francia, li trovate su due opposti schieramenti, uno si chiama France Insoumise, l'altro si chiama Front National, ma per quanto riguarda le posizioni nei confronti dell'Unione Europea hanno posizioni molto dure, molto forti contro l'Unione Europea sia da una parte che dall'altra, anche se nello schieramento politico naturalmente sono, potremmo dire, per molti aspetti antipodi. Queste divisioni, lo aggiungo, anche questo per i ragazzi, non sono solamente divisioni tra i partiti, nemmeno tra gli schieramenti, sono spesso divisioni all'interno dei partiti. E in Consiglio regionale noi abbiamo avuto proprio una dimostrazione di questo, perché poi qui c'è qualche consigliere uscente, non faccio nomi, no? A un certo momento il Presidente Ciambetti ha fatto un'interruzione di 10 minuti, è andato avanti 50 minuti nella sala del sottogruppo e lì abbiamo visto le divisioni spiacevoli, d'accordo?
tanto che a un certo momento ho detto, guardate, ero io il presidente regionale, siamo solamente in due, non state mica giudicando dei voti di due persone, non dovete beneficiare per due voti, penso, no? Ecco, spiacevoli che hanno segnato proprio delle divisioni nette all'interno spesso degli stessi partiti. Ecco, questo mi sembrava giusto. Ringraziamo coloro che hanno sottoscritto questa nostra impegno. Dicevo, qui ce ne sono una ventina di copie a vostra disposizione per chi lo vorrà, naturalmente. Chi vuole può nel corso del suo intervento dirlo, l'ho sottoscritto, lo condivido in parte, no, può non farlo assolutamente, perché questo l'ho già scritto a tutti i candidati, noi non vogliamo creare imbarazzo e nemmeno trappole a nessuno. Quindi uno ha i suoi 5 minuti nella prima parte, 3 minuti nella seconda parte, in quei minuti può dire tutto quello che crede. Naturalmente solo con la limitazione che abbiamo preside, ci troviamo una sede scolastica, senza arrivare in offese, non parliamo di parolacce, però con noi non è mai successo questo. Io ricordavo, eravamo altri tempi, nell'89 in fiera c'era il mandato costituente del Parlamento europeo, ho guidato un dibattito con 60 candidati, 60. E credo, sono sicuro anche che anche oggi non avremo problemi. Non resta che il prego, venga, vediamo tutto, prego, pesca prima una e poi l'altra. Lega lei, prego, il microfono. Partito Democratico. Perfetto, me ne pesca anche un altro che faremo fare il secondo intervento. Noi moderati. Perfetto. Quindi, mentre si preparano noi moderati, il Partito Democratico, sono presenti più candidati del Partito Democratico, avete deciso tra di voi chi parlerà. Anna Maria. Prego, Anna Maria Leone, prego. Qui, vicino a me, si prepara intanto, credo che sia Alberto Benetti, dico bene, che... Prego, dove c'è il microfono. Grazie. E parto dei 5 minuti naturalmente. Grazie, sarò brevissima. Sono Anna Maria Vigo, sono consigliere uscente della Regione Veneto, vicepresidente della Commissione Sanità, ho partecipato alle discussioni anche per quanto riguarda la risoluzione che poi abbiamo approvato molto volentieri, molto importante. Abbiamo costituito nella Regione Veneto, all'interno del Consiglio, quel gruppo di cui si parlava interregionale, un intergruppo costituito da consiglieri di varie estrazioni politiche, di vari partiti, e questa è stata la cosa più importante, perché di fatto l'obiettivo di questo intergruppo era creare momenti di riflessione sull'Europa che vogliamo, perché l'importante era proprio questo, un'Europa che deve assolutamente essere non solo innovativa, non solo vicina ai cittadini, vicina a quella che è ovviamente la prossimità e soprattutto anche rappresentativa di tutti gli interessi che i cittadini devono portare avanti e hanno, e che la Regione fa proprio, perché di fatto la Regione Veneto è proiettata per storia, per cultura, per modalità all'Europa. E anche le competenze della Regione sono propriamente anche nell'interesse europeo. Ecco perché noi abbiamo costituito questo intergruppo e che porteremo avanti nella prossima legislatura, sicuramente di fatto per cercare di essere ancora più vicini. Noi dobbiamo da una parte rappresentare a tutto il Veneto, tutto il territorio, quello che è l'importanza dei temi portati avanti. Nello stesso tempo dobbiamo anche creare e dare fiducia. L'Europa non è lontana, l'Europa è rappresentativa di quelli che sono i nostri interessi più vicini. Parliamo dell'ecologia, parliamo della sanità, parliamo di tutto quello che può essere rappresentativo. Dobbiamo costruire ancora molto di più, questo ne siamo tutti consapevoli, e credo che l'obiettivo di questo intergruppo, che è stato fatto in questa legislatura e che appunto viene riproposto, di cui in tanti ci impegneremo qualora fossimo ovviamente rieletti, l'obiettivo è proprio ancora questo, di riflettere, di fare dei momenti molto importanti per cercare non solo di portare degli atti all'interno del Consiglio regionale ed approvarli. Ricordo quella risoluzione che mi pare fosse la 125, molto importante, vero? Esatto, 125 molto importante, dove da una parte
si chiedeva al Parlamento europeo il rispetto della volontà dei cittadini, dall'altra si chiedeva al nostro Parlamento italiano e al governo di mettere in atto tutti quegli strumenti necessari per fare le riforme necessarie all'Europa che vogliamo. Un'Europa federalista che appunto non solo rappresenti, come dicevo prima, il Veneto e i cittadini tutti, l'Italia, ma soprattutto che porti avanti tutti gli interessi nel modo più unitario e rappresentativo. Io credo che sia questa la cosa più importante che dovremmo fare e lo faremo. Guardate, sono spesso in contatto anche per motivi appunto di competenza con parlamentari europei e sempre di più abbiamo bisogno di questa rappresentanza, di questa colleganza. Parlamento europeo, Parlamento italiano, Parlamento regionale devono essere collegati nella trasparenza ovviamente degli atti, ma soprattutto nell'importanza che questi devono assumere. E il Parlamento italiano, ovviamente che è quello regionale, che sempre di più dovrà avere una proposta, perché la funzione propositiva della regione, che è stato oggetto anche, che è stato oggetto anche di questo intergruppo, deve essere sempre più importante. La regione non è secondaria, deve essere propositiva e fondamentale proprio nel portare avanti gli interessi. Diceva giustamente il preside prima di questo liceo che dobbiamo soprattutto invitare i giovani a votare. Allora, non siamo tutti uguali, la politica non è tutta uguale, la politica deve avere un obiettivo e lo deve portare avanti, che è quello dell'interesse del cittadino e soprattutto della trasparenza e dell'onestà politica. Il bene comune non è una frase fatta, è qualcosa che veramente possiamo fare e l'Europa in questo ci può aiutare. Ha aiutato tanto l'Italia, lo farà ancora di più se anche noi siamo propositivi all'interno del Consiglio regionale. Grazie. Il ragazzo della pesca miracolosa deve tornare qui con me, perché adesso dobbiamo pescare il prossimo. Prego, se no facciamo fare Isabella, prego. Un saluto a tutti e a ciascuno di voi. Io sento il dovere innanzitutto di ringraziare chi ha organizzato questo incontro e questo confronto, così come chi ci ospita. Chi ci ospita è sostanzialmente una realtà dove si può dire che è un luogo dove il trasferimento delle nozioni è principe. Noi in questo dobbiamo dare la dimostrazione di un esempio, perché come adulti i nostri giovani hanno spesso e volentieri avuto dalla politica dimostrazioni che possiamo definire non esemplari. E quindi nel momento in cui io formulo questo ringraziamento aggiungo che la mia candidatura è una candidatura come candidato civico all'interno della lista di Noi Moderati. In questa occasione io desidero, come dire, lanciare dei flash rispetto a quelli che sono gli ambiti e le competenze della Regione. E prima di tutto, rispetto ai servizi alla persona e alla comunità, mi sta a cuore quelli che sono i rapporti e i servizi rispetto alla prima infanzia, in virtù dell'esperienza che ho acquisito nel corso del tempo. Così come nell'ambito della quella che è la realtà della sanità, individuare quelli che sono delle situazioni che necessitano di essere riviste. Penso ad esempio alle persone e agli iter per avere gli ausili e per quelle che sono le realtà vissute dalle persone non autosufficienti. Rispetto invece a quella che è l'ambito dello sviluppo economico e delle attività economiche, la sburocratizzazione diventa assolutamente essenziale,
così come diventa essenziale procedere ad incentivi rispetto alle realtà giovanili. Questi sono degli impegni che devono essere portati avanti anche provvedendo a far sì che ci sia una sorta di certificazione rispetto a quelli che sono i prodotti e servizi tipici locali e quelli prodotti in ambito veneto. Per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, è di tutta evidenza che ai giorni nostri si mostra la precarietà di un'Europa debole che necessita di acquisire una sua sovranità, perché così facendo mostra tutti i limiti rispetto a quelle che sono realtà come la Cina e gli Stati Uniti, e quindi l'acquisizione di questa forza è un'acquisizione che innanzitutto deve trovare origine da quelle che sono le radici. Per quanto mi riguarda, nell'assoluto rispetto, le origini sono quelle, le tre icone alle quali personalmente guardo sono quelle della figura di Alcide De Gasperi, Adenauer, Schumann. Per quanto riguarda il protocollo che voi avete offerto, io non l'ho sottoscritto, lo sottoscriverò, è una cosa alla quale tengo, trovo che sia lodevole quello che è stato fatto con la formazione di questo intergruppo nel 2022, se non sbaglio. Trovo altresì che l'impegno da parte della Regione Veneto nell'avere questi collegamenti in ambito europeo debba essere semplificato innanzitutto rispetto ad una comunicazione che deve essere più efficace e deve arrivare più direttamente a quelle che sono le persone e le realtà che possono attingere alle risorse che l'Europa mette a disposizione. Per quanto riguarda, se ci sono domande, io sono a disposizione, diversamente io... Va bene? Grazie. Così ho dato le sue. Grazie a lei di sinistra, che sia chiede verso i compiti e si prepara poi. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, per il quarto intervento, credo ci sia chi che si presente, io non lo vede, in quel caso interverrà, penso. Mettete d'accordo? Vado. Prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sono Michele Bertucco, attualmente assessore al bilancio del Comune di Verona, candidato consigliere regionale per la lista Alleanza Verdi Sinistra. Allora, venendo in questa sala e chiacchierando con qualche collega del Consiglio, la proposta, che secondo me è uscita, è anche quello di costituire anche il Consiglio Comunale a Verona un intergruppo sui temi europei. Perché quello che sta succedendo sempre di più è che si parla di Europa in maniera assolutamente solo negativa, quando in realtà una serie di passaggi sono contenuti sia nel documento che è stato proposto dal Movimento Federalista Europeo, sia anche nella risoluzione 125 approvata dal Consiglio regionale. La risoluzione approvata all'unanimità ribadisce, secondo me, in conclusione alcuni aspetti. Intanto dice che servono di avviare le riforme necessarie alla nascita di una nuova Europa secondo il modello federale indicato nel manifesto di Ventotene e dai padri fondatori. Quindi si rilancia questa idea di Europa proprio per dare ulteriore forza. Veniva ricordato prima, c'è un rapporto che deve esistere con la Regione, con i parlamenti nazionali e poi a livello europeo. Fra l'altro, il dato di ieri pubblicato da Sole 24 Ore, siamo ancora in coda anche e molto in ritardo rispetto all'utilizzo dei finanziamenti europei. Se eravamo secondo il Sole 24 Ore all'8% di utilizzo alto. Però in un momento difficile come questo per tutta l'Europa, pensare che dalla Regione o dalle Regioni, insieme anche ai Consigli Comunali, parta la richiesta per avere, come dire, più interventi che riguardano l'emergenza abitativa, le famiglie in difficoltà, il disagio, l'agricoltura, l'ambiente, sono fondamentali per poter dare delle risposte. Non dobbiamo vedere l'Europa come qualcosa di lontano da noi, ma è vicinissima, e non solo per l'aspetto economico, perché credo che non si possa
criticare l'Europa da un lato e poi chiedere continuamente finanziamenti. Bisogna farlo, secondo me, in maniera molto onesta. L'Europa va sicuramente rivista, perché ne vediamo oggi la debolezza per quanto riguarda l'istituzione, ma va rivista in positiva, perché è stata e lo è e lo sarà ancora un'istituzione fondamentale per il futuro della democrazia in Europa, nel mondo, se poi, come dire, anche tutta una serie di poteri che in parte sono rimasti bloccati anche rispetto a quelle che erano le riforme, le previsioni dei padri fondatori, quindi penso insomma a Spinelli ed altri che hanno seguito questa cosa. Dopodiché nel documento si parla anche non solo quello appunto di rilanciare la sessione europea del Consiglio regionale e il rapporto sugli affari europei. Facciamo in modo che questo scambio ci sia, non che esista una separazione tra il Consiglio regionale e il Parlamento europeo o tra il Parlamento italiano e il Parlamento europeo. In altre regioni vedevo che per esempio si è dato vita, penso alla regione Toscana, c'è l'impegno a dar vita all'educazione civica europea nelle scuole con momenti di formazione a carattere regionale, la costituzione dell'intergruppo come è avvenuto in Veneto e la creazione di una consulta europea regionale. Come avviene su altri temi, i consigli regionali si confrontano, lo fanno sui temi dell'urbanistica, sui temi del sociale, su tantissimi temi. È possibile fare in modo che ci sia una consulta dei consigli regionali che portino avanti assieme queste cose, anche perché le esigenze che sono nel Veneto sono le esigenze che ci sono in tantissime altre regioni e in tutto il paese, probabilmente in tante altre regioni europee. E soprattutto, se vogliamo questa vicinanza, dobbiamo riuscire a darla questa vicinanza proprio affrontando i temi sui quali le persone sono maggiormente in difficoltà. Allora, questo è, secondo me, l'impegno che dovremmo avere proprio per quanto riguarda il futuro. Impegnarci perché migliorino le condizioni di vita dei cittadini europei e delle cittadine europee, e quindi anche veneti in questo caso, migliorare perché ci siano interventi che aiutino le famiglie, intervenire sul tema dell'agricoltura e sul tema dell'ambiente, dove abbiamo visto anche in queste settimane, in questi mesi, una discussione molto forte ma che non ha portato a conclusioni. Ecco, dopodiché io ho già sottoscritto e lascio la copia della mia sottoscrizione e il documento che è stato proposto. Vediamo di lavorare insieme proprio per dare delle risposte che facciano andare avanti l'Europa con questa attenzione alle persone e che allo stesso tempo siano di aiuto anche alla Regione Veneto. Grazie. Allora, Davide De Michele ci ha annunciato che è imbottigliato nel traffico di Vicenza, se ho capito bene, arriverà in ritardo, lo faremo intervenire dopo. Allora, per Fratelli d'Italia interviene Diego Pruzza. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie a chi ha reso possibile questo bellissimo dibattito. Dal momento che il dibattito verte sul presentare anche però i candidati al Consiglio regionale del Veneto, permettetemi di tornare un po' in questo ambito. Io porto un'esperienza che arriva dal territorio, che è ben radicata, perché io ho 52 anni, ma sono in Consiglio Comunale del Comune di Zevio dal 2007, ho fatto tutta la gavetta da quando ero giovane, ho una voce un po' profonda, va bene, esatto. Quindi consigliere comunale, assessore, vice sindaco, poi ho avuto l'onore e l'onere di rivestire il ruolo di sindaco per 10 anni sempre del Comune di Zevio, poi ho fatto anche un biennio in provincia, quindi mi sono fatto tutta la gavetta a livello amministrativo e politico. Sono una persona a cui piace fare politica in mezzo alla gente e con la gente, e poi sono un clinico di professione, quindi lavoro da 25 anni all'interno di un ospedale pubblico della provincia di Verona che è quello di Legnaro. Quindi quali sono i temi che mi appassionano e sui quali voglio investire il mio tempo e le mie competenze qualora avessi il privilegio di essere eletto? Innanzitutto di rivedere, riorganizzare e ripotenziare quella che è la sanità, da quella ospedaliera, che deve essere assolutamente tenuta come baluardo e dove bisogna far tornare al centro i sanitari, medici, infermieri, operatori sanitari, dove bisogna dare nuovi modelli organizzativi, bisogna dare nuove risorse, bisogna dare un numero adeguato di personale, ma vanno anche difesi, perché non è tollerabile che i pronto soccorso siano in balia di 4 scriteriati che poi dopo vanno ad aggredire anche i sanitari che sono lì per curare. Perciò dobbiamo mettere la sanità al primo posto e fare in modo che i sanitari possano lavorare nelle migliori condizioni possibili.
Un secondo tema che mi interessa molto è proprio invece tutto quello che è welfare sociale e quindi politiche per tutte quelle persone che avranno bisogno in futuro di interventi importanti a livello territoriale. Siamo uno dei paesi che demograficamente sta invecchiando di più, nel 2050 arriveremo al record di over 65 e di over 80 con tutta una serie di problematiche anche di non autosufficienza, e qui bisogna intervenire ad esempio in maniera forte e decisa su quello che è l'ampliamento dei posti letto delle strutture accreditate, ma anche al potenziamento di quelle che sono le dinamiche e le attività di carattere domiciliare, perché più riusciamo a mantenere una persona anziana o disabile o che ha difficoltà nel proprio domicilio, e più la anticipiamo e possiamo farla tornare funzionale. Nel momento in cui non si può fare questo servono strutture di secondo livello, quindi dovremo andare ad incidere fortemente come regione sia nelle case di comunità che sono nel prossimo semestre dovranno essere attivate, sia negli ospedali di comunità che sono la nuova frontiera, diciamo, di degenza, che non è quella ospedaliera per tutti. In ultimo quello che sono il potenziamento di tutta la rete di formazione, di istruzione soprattutto in ambito giovanile, una formazione che però deve guardare al futuro. Bisogna iniziare a parlare seriamente di quelle che sono le tematiche importanti, stringenti anche a livello europeo, che sono l'intelligenza artificiale, le nuove biotecnologie. Cioè dobbiamo avere giovani preparati, i giovani di adesso sono smart, sono veloci, apprendono molto più in fretta, quindi dobbiamo dotarli di strumenti in grado di poter arrivare ad una formazione completa e che sia una formazione moderna. Credo che manchi poco. Un minuto adesso, perfetto. Per quanto riguarda invece l'aspetto del documento che mi è stato sottoscritto, dal momento che sono un amministratore pubblico e a me piace approfondire e leggere anche per cultura personale, non lo sottoscrivo, ma non perché ho pregiudizio o perché ho intenzione di non farlo, ma perché chiedo al professor Anselmi e al movimento di poter avere il documento, di potermelo leggere in maniera attenta e precisa, quindi so che ne avete una copia anche per me, di potermi confrontare anche con chi in Europa ci siede costantemente e quotidianamente in un rapporto diretto con l'eurodeputato l'onorevole Polato, perciò anche avere un confronto diretto, ripeto, per approfondire e senza alcun pregiudizio, perché ritengo l'Europa fondamentale, la ritengo da uomo di destra, di centrodestra, da modificare in maniera radicale, ma questo può essere ad esempio uno strumento a livello intergruppo regionale che potrebbe essere sicuramente un'interfaccia importante per arrivare al risultato che voi auspicate. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Loi, capogruppo, se ricordo bene, per pace, salute e lavoro. Prego. Io milito nel partito della Rifondazione Comunista, che abbiamo usato questi tre nomi, pace, lavoro e sanità. Io ho militato 30 anni a fare sindacalista nelle fabbriche, conosco bene l'apparato industriale di questa regione. Io credo che siamo al declino perché la divisione internazionale che l'industria manifatturiera italiana e della forza lavoro ormai è ridotta molto al lumicino. Tutto ciò che noi consumiamo, usiamo, è la grande fabbrica cinese. Quindi io non sono così contento di quello che succede nel Veneto e poi in Europa. Io ho letto bene la storia del movimento federalista. Ho un grande rispetto per Spinelli e c'è stato un grande sindacalista del CGIL a Ventotene, Vittorio Foa, che era anche ebreo. Perché dico queste cose? C'è una discussione sulla questione delle forze armate e io non sono d'accordo perché sono pacifista, sono contro le armi. Io ho fatto una battaglia, una lunga militanza nel sindacato per la chiusura di quelle fabbriche che distruggevano i bambini con le mine antiuomo. La Valsella era della Fiat e quindi una classe lavoratrice che si prende l'onere di far chiudere delle fabbriche di un prodotto che distrugge l'umanità, io credo che sia importante. Noi siamo in una fase difficile in Europa, perché si è partiti per riarmo. E qua io non sono d'accordo, perché quando si hanno le armi si usano.
È come se ogni cittadino avesse la pistola in tasca che mentre fa un resto. Ecco, io credo che su queste questioni dobbiamo riflettere. Poi sul resto del Veneto abbiamo un consumo del suolo che fa paura, abbiamo monopolizzato l'agricoltura in modo che non c'è più la garanzia di un'agricoltura della biodiversità, abbiamo costruito capannoni dalla mattina alla sera e li vediamo chiusi. Abbiamo perso apparati industriali che fa paura. L'Ariello che viene comprata dalla Ferrari, che già la Ferrari era in difficoltà e che era in amministrazione controllata. Ci riflettiamo a quello che sta succedendo nel nostro Veneto. La crisi tedesca ha determinato nel nostro settore, che noi facevamo importanti componenti, sia per l'automotive, l'elettrodomestico, eccetera, stanno chiudendo interi settori e ricerca, manodopera specializzata. Io mi interrogo, qual è la scelta che faremo? Andiamo verso un rinnovo dell'ecologia, anche sulle energie? No, pensiamo di costruire ancora le centrali termonucleari in questa regione. Dove ci aspettiamo le scorie? Allora c'è una discussione, il consumo di suolo, fabbriche inquinanti. Noi abbiamo subito il problema che non abbiamo neanche più l'acqua potabile in questa regione. Abbiamo devastato la regione attraverso infrastrutture inutili. Siamo bloccati lo stesso. Non abbiamo pensato alla mobilità collettiva. Allora, questi sono temi da affrontare. Ci stanno strandando dalle nostre città perché siamo diventati città turistiche. Il centro medio non riesce più a abitare nel quartiere di Veronetta. Se sei proprietario di una casa ti salvi, se no sono problemi tuoi. Questo è sviluppo, per me è regresso. Ecco perché ho letto in modo profondo anche questo documento, mi trovo in difficoltà perché la questione di armamenti e riarme per me è il nuovo nazionalismo e non sono d'accordo. Sono per la pace, per il lavoro dei diritti e per la salute che sia un diritto universale, perché gli anni 70 ci hanno dato questo. Grazie. Ora per il Civiche Veneto interviene Beatrice Berzè, che è capolista, credo. Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Beatrice Berzè, 29 anni, capolista per le Civiche Venete, che è un movimento civico nato dall'insieme di liste e movimenti civici del Veneto nell'ambito progressista e che ha voluto fortemente dare spazio a una nuova generazione che ha tanto da dire anche a livello regionale. Io faccio parte, e in questo caso mi rivolgo ai giovani presenti in sala, quella cosiddetta generazione Erasmus, che non significa soltanto fare un'esperienza di studio all'estero, ma significa avere la consapevolezza che il nostro futuro si costruisce solo e soltanto sulla base di valori che siano europei. E in un contesto internazionale complesso come quello che stiamo vivendo, credo che il Veneto sia una regione ponte importante per questi valori europei e Verona il luogo naturale per poterli far emergere. E soprattutto questo contesto internazionale che ci impone un'Europa più forte, soprattutto in un contesto in cui davvero dobbiamo proiettarci verso un'internazionalità sempre maggiore. E credo che l'impegno civico, che è quello che rappresentano le Civiche Venete, sia il modo migliore per incarnare questa visione, e questo per due motivi. Prima di tutto perché siamo liberi da vincoli ideologici, mi fa piacere vedere candidate e candidati qui che in realtà appartengono a gruppi politici cosiddetti euroscettici che invece di credere in un'Europa unita e federale vanno da tutt'altra parte, stracciando anche quello che è il manifesto di Ventotene che è stato ricordato prima. E dall'altra parte un civismo che nasce da persone che sono già impegnate politicamente a livello locale, ed è proprio il livello locale dove si concretizzano gli effetti rispetto agli indirizzi delle politiche dell'Unione Europea.
perché sono di fatto le città e le regioni che mettono a terra quelle indicazioni come ad esempio il Green Deal, oppure anche il tema del diritto all'abitare o il digitale che è già stato citato precedentemente. E chi ci dice meno Europa ci dice anche meno opportunità per i nostri territori, e in particolare credo anche che come generazione siamo portatori anche dei valori del nostro paese, della nostra regione, li portiamo fuori, ma soprattutto crediamo anche che sia doveroso portare in casa nostra quelle buone pratiche che vediamo all'estero. Pensiamo al tema dei trasporti. Il Veneto è una delle regioni che investe meno sul trasporto pubblico locale, e questo non è solo un tema di equità, ma è anche e soprattutto un tema di attrattività del nostro territorio. Pensiamo poi al diritto alla casa. Nostri coetanei in altri paesi europei possono creare una propria indipendenza molto prima rispetto a noi. La media italiana va oltre i 30 anni di età, e crediamo che anche a livello regionale l'impegno sul diritto e l'accesso alla casa debba essere fondamentale. E partendo dalla nostra regione, quindi, dobbiamo darci le opportunità anche come generazione per costruire il nostro futuro qui, affinché possiamo davvero scegliere dove costruire il nostro futuro, la nostra carriera e le nostre famiglie. Io credo che siamo ad un bivio con queste elezioni regionali. Da una parte, rispondendo anche a quello che è stato detto all'inizio, forse dovremmo interrogarci come politica, perché tante e tanti giovani decidono di non andare a votare, e invece di colpevolizzare loro per non esercitare il diritto di voto, forse dovremmo chiederci noi cosa non abbiamo fatto in questi anni per avvicinarli alla politica. E quindi dicevo, siamo di fronte ad un bivio: scegliere una regione che si isola e scegliere invece dall'altra parte una regione che usa la propria forza per crescere e per attrarre anche nuovi talenti. Nessuno ha superato i 100 per Forza Italia. Non male. Flavio Iosi mi ha detto che non ce la fa arrivare, se mai arriverà per la seconda fase. Interviene quindi il consigliere uscente Alberto Bozza. Prego. Prossimo sarà Uniti per Marito. Buonasera a tutti. Tanto ringrazio ovviamente per l'invito, ringrazio Giorgio per l'impegno che continua a mettere nel suo movimento. Abbiamo avuto modo di interloquire parecchio in questi anni, e ovviamente ringrazio anche per l'ospitalità il liceo e questa realtà ovviamente di istruzione che è molto fa parte della storia, diciamo, della città, e credo che vada anche ringraziata per la serietà e la qualità formativa che ha offerto ai nostri ragazzi. Detto questo, io sono consigliere uscente, faccio già parte dell'intergruppo, ho sottoscritto non solo i documenti, ma ho sottoscritto tutte e due le risoluzioni che sono state approvate in Consiglio regionale nel 2022 e nel 2024, se non sbaglio, e sono state risoluzioni che sono state discusse, che rappresentano di fatto un po' quello che è il DNA dell'azione che il Movimento sta portando avanti a tutti i livelli istituzionali. Io faccio parte di una forza politica, quella di Forza Italia, che fa parte, sapete, del PPE a livello europeo, che è la principale forza politica europea, e oggi ovviamente fa parte del governo dell'Europa, e noi tradizionalmente siamo degli europeisti convinti, siamo attenti non solo ai processi di federazione e federalismo, ma anche sostenitori delle riforme dell'autonomia, e credo che non siano in contrapposizione, ma siano processi sui quali noi dobbiamo ragionare, perché non solo ci servono a livello nazionale, ma ci servono chiaramente anche a livello
europeo. E quindi quando si parla di Europa bisogna parlarne con convinzione, non con convenienza, come spesso accade. La convinzione ci porta a dire che cosa? Che se oggi noi non fossimo in Europa, voi pensate solo all'ultimo recente passato del Covid, se noi non fossimo stati in Europa e non avessimo avuto l'Europa, probabilmente non saremmo usciti dal Covid, né dal punto di vista economico né dal punto di vista sociale. E poi quando parliamo di sanità dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo una regione che sicuramente per tanti anni è sempre stata un fiore all'occhiello dell'eccellenza della sanità, e lo siamo ancora oggi nella qualità e nella presenza di medici specializzati che offrono prestazioni di alto livello. Quello che forse oggi ci manca dopo il Covid, e questo è il risultato evidente, come il Covid ha messo i punti di forza della nostra sanità, ha messo in evidenza anche i punti di debolezza, e oggi uno dei nostri punti di debolezza è sicuramente quella della programmazione e della gestione diversa, dove dovremmo fare delle scelte coraggiose, ma le scelte devono essere collegate a una politica nazionale e, aggiungo e sottolineo, anche a una politica europea. Ecco perché parlo di europeisti convinti. Poi è evidente che nell'ambito sociale, nell'ambito dell'agricoltura, nell'ambito dell'ambiente, nell'ambito delle infrastrutture, noi non possiamo prescindere dalle nostre politiche regionali se non confrontandoci con quella che oggi è l'Europa, che incide per la stragrande maggioranza delle scelte che vengono effettuate nel nostro Paese. E quindi è là che noi dobbiamo essere, è là che dobbiamo andare a portare le istanze del nostro Paese, del nostro territorio, è là che dobbiamo andare sicuramente a difendere la nostra identità, portando anche le specificità di un Paese importante come l'Italia. Allora credo che la sovranità può essere anche delegata nel momento in cui noi arriviamo ad avere un'Europa seria, responsabilmente matura dal punto di vista politica e economica. Sulla difesa comune vorrei spendere una parola, perché in periodi come questi, che sono periodi certamente di pace e di tranquillità, noi dobbiamo renderci conto che è un dovere quello della difesa dei nostri confini e dei nostri paesi, e non possiamo vivere sicuramente con l'utopia che ci auguriamo tutti, che la pace possa essere la bandiera di tutti noi indipendentemente dai nostri simboli. Dobbiamo essere convinti che però per far questo bisogna che noi garantiamo anche in una concezione europea di difesa coordinata comune la libertà e la democrazia, che nei singoli Stati membri come l'Italia devono essere un principio importante e fondamentale. Chiudo dicendo che noi, per essere concreti, abbiamo una sede regionale a Bruxelles, e io vorrei che questa sede regionale a Bruxelles diventasse la casa dei Veneti, la casa anche non solo del Consiglio ma anche dei territori, portando ogni derivazione a livello provinciale, perché dobbiamo avvicinare a livello istituzionale l'Europa a noi tutti. Grazie. Per Unite per Vanillo interviene la capolista Annalisa Nalini. Prego. E nel frattempo si prepara per la Lega Matteo Press. L'avevo visto prima. Allora, il documento qui alle nostre spalle, onorata di averlo firmato immediatamente alcuni giorni fa, onorata di averlo dato 2 giorni fa direttamente a Giovanni Manildo, candidato presidente, alla presentazione appunto della lista Manildo presidente, che l'ha firmato e ha detto che lo firmava con convinzione e con orgoglio, perché quello che noi proponiamo come lista e anche come gruppo politico che vede insieme unite forze liberali democratiche, riformiste, socialiste, personaggi impegnati come amministratori ma anche personaggi della società civile, ci accomunano questi valori di libertà, di diritti, democrazia e di valori dell'Europa, che sono forti e sono dentro al nostro DNA. Ecco, io penso di voler dire qualcosa su di me, perché noi, come dice una canzone, siamo chi siamo, ma siamo anche quello che facciamo. Ora, io sono veronese, ho fatto il liceo classico, ho studiato all'Università di Bologna e mi ritengo una pioniera della generazione Erasmus, perché sono troppo in là con gli anni per poter essere una generazione Erasmus come Beatrice Berzè.
ma in questa mia attività, questa mia avventura Europa è iniziata dopo che, finiti gli studi, io me ne andai in Germania e da lì incominciai una carriera intensa. Ho iniziato a lavorare come manager in un settore molto maschilista, molto chiuso, quello dell'automobilismo, e da italiana, da donna e vorrei dire da europea, sono riuscita a costruirmi un mio percorso di carriera e sono entrata in ruoli incredibili dove la specialità era diventata quella del cosiddetto change management, ovvero portare cambiamento nelle organizzazioni. Tornata in Italia ho potuto lavorare ancora nel settore dell'economia portando avanti questa mia capacità e poi sono arrivata alla politica. Alla politica sono arrivata per passione, così come all'Europa. Sono arrivata perché era il mio sogno durante l'università, il diritto della comunità europea si chiamava così allora, il diritto internazionale, il diritto comparato, e poi è arrivata l'Europa vera, la mia esperienza lavorativa, confrontarmi in tutti i paesi europei, viaggiavo molto e poi torno in Italia e cosa decido? Decido dopo un po' di anni anche impegnati lavorativamente, decido di occuparmi di politica e lo faccio per passione, perché è la passione che muove le persone e quindi bisogna capire che a quel punto che cosa devo fare io come politica. E come politica ho pensato che io dovevo restituire, ma restituire cosa? Restituire quello che avevo imparato, questi anni che mi hanno portato, questo bagaglio che mi sono portata appresso, quello che ho imparato andando via da sola, donna italiana, in un ambiente internazionale, in un settore molto molto difficile, chiuso alle donne, in realtà mi aveva fortificato. E nel corso della mia vita ho avuto opportunità nell'Europa, perché io viaggiavo ogni giorno, ero in Germania, poi il giorno dopo andavo a Parigi, un altro giorno a Madrid, e questa Europa mi accoglieva, queste aziende, tra virgolette, europee, mi davano la possibilità di sviluppare una leadership, mi chiamavano per entrare in programmi per portare il cambiamento. Ora io questo cambiamento lo voglio portare anche nel Veneto e per questo ho deciso di candidarmi. E qual è il cambiamento che io voglio portare? Ecco, io vedo Verona che deve essere un impulso per il Veneto, ma il Veneto deve essere la porta per l'Europa, perché noi possiamo cambiare questa nostra società solo capendo che la crescita è il concetto di crescita, il concetto di cambiamento, di crescita sono dei valori che non possiamo rinunciare. La crescita non è solo economica, la crescita porta benessere nei servizi, un benessere diffuso tra la popolazione. Perché la porta? Perché se noi, adesso non lo posso declinare, andremo a lavorare con incentivi per le aziende, andremo ad abbassare i costi energetici puntando sulle energie rinnovabili immediatamente adesso, andremo a puntare sui giovani perché 100.000 se ne sono andati dall'Italia nel 2024. Allora se noi andremo a puntare sull'Europa, sul valore dell'Europa, sulle condizioni che ci sono in Europa, non più salari fanalino di coda Italia in tutti i paesi europei, ma prospettive, innovazione, i giovani potranno rimanere, i giovani potranno ritornare, se andranno via, ritornare come ho fatto io e potranno anche loro restituire. Due parole sull'Europa, facile criticare l'Europa, però non possiamo non vedere che il limite dell'Europa viene dato dal nazionalismo degli Stati, dagli egoismi degli Stati, quindi incominciamo ad abolire il diritto di veto, cominciamo a far funzionare questa Europa, diamo competenze a questa Europa, competenze vere, competenze in politica estera, competenze in difesa. Ultima parola per quanto riguarda le fabbriche di armi. Va benissimo chiudere le fabbriche di armi, ma iniziamo con la Russia, iniziamo con quelle americane, iniziamo tutte e fino a quel momento parliamo di difesa e parliamo di Europa e proteggiamo la nostra Europa. Grazie. Chiudo questa serie di interventi, Matteo Cressi per la Lega. Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente gli organizzatori, ringrazio chi ci ospita. Dicono che parlare per ultimo un dibattito è un grande vantaggio perché si fanno le pulci agli altri, ma parlo di alcune cose invece di cui sono convinto. Per chi non mi conosce, sono Matteo Pressi, ho 32 anni, sono il sindaco di Soave, ho fatto il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il capo di gabinetto della provincia, il consigliere giuridico del ministro,
Oggi faccio il sindaco di Soave, mi sono laureato in giurisprudenza, ho fatto il dottorato di ricerca in diritto amministrativo, sono un ricercatore universitario e insegno diritto amministrativo qui alla facoltà di giurisprudenza. E così ho esaurito il tempo delle presentazioni, che è la cosa meno importante. Riguardo al tema di oggi, io non ho impostato il mio intervento come l'elenco delle cose che secondo me deve fare la Regione su tantissimi argomenti, anche perché la sanità pubblica la vogliamo tutti, che funzioni il più possibile. Ovvio, nessuno vuole che gli ospedali funzionino il meno possibile, cioè le sfumature sono nei dettagli, ma in 5 minuti è difficile parlare di dettagli. Allora secondo me bisogna parlare di alta politica, cioè di principi dai quali ci si muove. Rispetto a questo tema e rispetto al manifesto che ho letto, dove sta il punto di partenza dal mio punto di vista? Noi abbiamo un articolo 48 del trattato istitutivo dell'Unione Europea che dà la possibilità di aprire un processo di riforma dei trattati, un processo di riforma dei trattati che può portare in tante direzioni, cioè nessuno ha la ricetta in tasca. Però cosa dice? Che uno Stato membro può proporre al Consiglio dell'Unione una proposta di riforma e poi succede una cosa che secondo me dovrebbe succedere il prima possibile: si convoca una convenzione. Nella convenzione ci stanno i governi degli Stati membri, ci stanno i rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri, ci stanno i rappresentanti, i capi di Stato e di governo, ci stanno i rappresentanti della Commissione e degli altri organi dell'Unione. Se si parla di politica monetaria ci sta anche la Banca Centrale Europea. È un organo costituente per l'Europa, nella misura in cui noi riteniamo che il trattato istitutivo dell'Unione Europea oggi svolge la funzione anche di Costituzione europea, visto che non ne abbiamo potuta avere una in senso proprio. Allora vedete, rispetto a tanti temi noi possiamo avere ricette differenti, però se non si crea il momento di Big Bang all'interno del quale queste ricette e queste idee vengono discusse, che si chiama articolo 48 del Trattato sull'Unione e Convenzione, dove ci stanno tutti organi dell'Unione, poteri esecutivi nazionali, Parlamento nazionale, lì si discute, lì poi si trova una soluzione. Per fare che cosa? È evidente che bisogna superare l'assetto attuale, cioè se noi nel mondo multipolare pensiamo ancora di stare con il diritto di veto di un singolo Stato membro dentro l'Unione Europea, voglio dire, è una critica che facciamo tutti, io la sento dire dal Partito Democratico o oltre, alla Lega e oltre. Benissimo, dopo che ce lo siamo detti, che cosa facciamo? Poi sono qui per le domande. Dopo che ce lo siamo detti, che cosa facciamo? Allora, dal mio punto di vista, questo è l'elemento essenziale. Si deve creare un contenitore all'interno delle quali le idee vanno discusse, con le conseguenze e le decisioni che poi si possono prendere dopo una discussione, perché altrimenti finora stiamo solo segnalando che il problema esiste, ma nessuno sta creando lo strumento per risolverlo. Altra cosa fondamentale rispetto a quello che c'è scritto qui. Federazione Europea, assolutamente, attenzione a ricordarci, qui basta riprendere le teorie di Friedrich, che voi conoscete meglio di me, che esiste anche il federalismo asimmetrico. Cioè, quando io sento criticare, demolire o incensare troppo l'idea del federalismo europeo, è perché si intende un federalismo simmetrico, dove tutti i singoli stati assumono gli stessi doveri, hanno gli stessi obblighi, fanno esattamente le stesse cose per contribuire al funzionamento della federazione. Ma io credo che oggi sia utopistico pensare a questo. Quindi si può fare il processo di federalizing process? Certo che si può fare. Bisogna pensare anche che esiste un sistema di federalismo simmetrico. Questo è cercare un metodo per affrontare i problemi. Io credo, ripeto, poi sui temi di politica regionale possiamo parlare nei 3 minuti assieme, io resto qui e mi fermo. Però quello che secondo me va individuato è un metodo per cercare di dare delle soluzioni ai problemi, altrimenti noi che cosa facciamo? Facciamo quello che si fa quasi sempre, si punta il dito contro il problema e non si trova la formula per superarlo. Se qualcuno pensa in un processo complicato come quello di integrazione europea di farlo con delle prove di forza è assolutamente sbagliato, si fa con un momento costituente e per questo dal mio punto di vista il punto di partenza è l'articolo 48 della convocazione della Convenzione. Grazie a tutti. Grazie a lei. Abbiamo esaurito questa prima fase, passiamo adesso alla seconda. Devono ancora intervenire tra quelli presenti nella locandina Albertini, Cordioli, Dalai, Di Michele, La Paglia, Orecchio, Rasuali, Tosi vi ho già detto che ha detto che non ce la
farà ad arrivare, e quindi 3 visi. La mia proposta è che ci sia l'intervento per ordine alfabetico, in modo che ognuno possa programmare il momento in cui terminerà i 3 minuti. Se non siete d'accordo, peschiamo. Può andare? Ordine alfabetico. I nomi aggiunti alla fine, come ho detto già prima, sono Carlotta Pizzighella per Forza Italia, Carlo Padovani per Noi Moderati e Serena Pubblico per Fratelli d'Italia. Ci fosse qualche altro candidato presente, sì, le bottiglie di acqua sono per voi candidati, non possiamo darvi. Siete d'accordo con il procedere di ordine alfabetico? Sì, non vedo nessuno vizio. Prego. Allora Bertini adesso. 3 minuti. Buonasera a tutti, Albertini Alessio, sono sindaco di Belfiore e sono candidato nella lista del Partito Democratico al Consiglio regionale. Ho conosciuto il Movimento Federalista Europeo nel 2002, giusto Giorgio? Quando ebbi la fortuna di partecipare vincendo un concorso, scrivendo un tema sull'Europa in quinta liceo. E venni selezionato e ebbi la fortuna di partecipare a una settimana con i giovani federalisti europei a Neumarkt, e c'era anche il professor Anselmi, e da allora il rapporto con il movimento federalista è sempre stato molto stretto, perché una battaglia utopica come quella federalista non può essere smessa, non può essere fermata, perché noi crediamo che sia l'orizzonte a cui puntare per avere un'Europa forte e un'Europa democratica. Leggevo oggi di come Trump e Xi Jinping stiano discutendo una tregua commerciale che di fatto rischia di mettere ancora più in debolezza l'Europa, cioè un attacco di grandi superpotenze contro l'Europa, e nel frattempo noi che a livello europeo balbettiamo. Io insomma, per non cedere allo sconforto, penso che se ce l'abbiamo fatta uscendo dalla seconda guerra mondiale, quando Francia e Germania si sono guardati in faccia e hanno detto abbiamo litigato per decenni per l'approvvigionamento delle risorse energetiche di carbone e l'acciaio, iniziamo a commerciare insieme il carbone e l'acciaio per evitare di ammazzarci ancora per arrivare al carbone e l'acciaio. Io credo che oggi sia una fase fondativa per l'intero pianeta. Abbiamo davanti la sfida dell'intelligenza artificiale, abbiamo davanti la sfida della transizione energetica, e quindi dove nel mondo, se non in Europa, possiamo trovare i fondamenti del pensiero, i fondamenti della democrazia, i fondamenti di quell'umanesimo che insieme ci possono aiutare a non litigare, a non dividerci, ma a trovare una soluzione congiunta, anche perché è l'occasione propizia per farlo. Nel momento in cui il resto del mondo punta allo strumento protezionistico dei dazi come metodo di risoluzione delle controversie, io ricordo che se nelle strade che collegano i paesi smettono di passare le merci, prima o poi passeranno gli eserciti. Quindi l'Europa deve essere il luogo dove recuperare questo senso profondo del destino comune, e lo deve fare con alcune modifiche però anche tecniche. La prima è il superamento del diritto di veto. Non è pensabile neanche in una famiglia di 4 persone che tutti debbano essere d'accordo su tutte le scelte, e quindi questo deve essere un obiettivo preciso, concreto, da perseguire anche dal prossimo Consiglio regionale, dall'intergruppo che c'è e che dovrà lavorare in questo senso. Grazie. Buonasera a tutti,
sono Andrea Cordioli e ho 32 anni, nella vita sono un educatore. Vengo da Villafranca di Verona, comune in cui dal 2013 al 2018 sono stato consigliere comunale per una lista civica. E oggi mi trovo qui perché sono candidato evidentemente alle regionali del Veneto. E cosa mi spinge a fare politica? Mi motiva un motto che è pensare globale e agire locale. Mi piacerebbe usare questi pochi minuti per parlare della prima parte, per parlare del pensare globale, che per me significa credere in un sogno europeo e federalista, e per questo sottoscriverò sicuramente le proposte del Movimento Federalista Europeo. Significa avere un sogno di un'Europa che sia anche federale, ma in cui ci sia più autogoverno delle regioni e forse anche meno potere dello Stato centrale, perché forse questo è un po' l'equilibrio che si dovrebbe trovare. Sogno anche un'Europa che riesca ad intervenire in tutte quelle situazioni in cui il Mediterraneo, la terra che ci il mare che ci bagna, non sia più un mare di sangue, un mare dove viviamo tutti i giorni episodi di vittime di tratta umana, ma anche genocidi. Vorrei che tornasse ad essere un mare fertile come lo è sempre stato. Tuttavia vorrei portare prima di tutto la parte che riguarda l'agire locale. Ho deciso di candidarmi perché agire locale significa fare quel piccolo passo che puoi fare per incidere in qualche situazione. E si può fare quel piccolo passo, secondo me, nella casa che ti ospita, nella terra che ti ha cresciuto. E per me questo territorio è Villafranca e Valeggio. Villafranca e Valeggio oggi corrono un rischio estremamente grande. Questo rischio è di trasformarsi nelle discariche di amianto del Veneto, perché nel 2022 la Giunta regionale ha deciso di introdurre una deroga al piano rifiuti che prevede la possibilità, anche dove prima era vietato in quei territori fragili, di costruire discariche esclusivamente di amianto. Ovviamente dopo poco già sono ficcati i progetti. La comunità si è attivata, addirittura riuscendo a far approvare al Consiglio regionale una mozione che chiede alla Giunta di rivedere questa scelta. Se ne sono tutti lavati le mani, c'era il tempo di farlo. Quindi oggi vedo tante persone che si intestano anche in questa battaglia, ma nessuno ha fatto niente di concreto. E noi con le civiche venete intendiamo portare avanti intendiamo assolutamente, come è urgente per tutto il territorio veronese, tornare a quello che è il ripristino dei vincoli ambientali che il piano regionale dei rifiuti prevedeva. Grazie. Grazie a voi. Buonasera. Dare la parola a Lorenzo Dalai, domando se nel frattempo è arrivato David Di Michele. Non ancora, che magari diamo la parola alla fine, voi lo conoscete, io non lo posso fare. Prego. Allora poi si prepara Elisa Lavaglia. Buonasera a tutte e a tutti. Sono Lorenzo Dalai, presidente della prima circoscrizione del Comune di Verona, quella del centro storico, quella che sconta tutti i problemi delle città d'arte, dell'overturismo, eccetera, eccetera. Ma voglio partire da problemi molto concreti, dai 7 punti che il presidente Manildo, il nostro candidato, difatti io corro per la lista Uniti per Manildo Presidente, ha elencato 2 in particolare, che sono l'ambiente e la salute, ovvero il Veneto ha un triste primato europeo, è quello del consumo di suolo. In 15 anni di giunta di centrodestra sono stati cementificati 43.000 ettari, ogni ettaro sono 10.000 metri quadri, ricordo, 43.000 ettari che sono pari al lago di Garda, sono stati cementificati con un problema di impermeabilizzazione del suolo che non riesce più ad assorbire le acque. Nello stesso tempo io ho un ricordo abbastanza triste della statale Schiavonesca che percorre l'Alto Veneto, decine e decine di capannoni abbandonati, perché le aziende si sono trasformate, hanno delocalizzato, sono cambiati i mercati, perché
non so, qualcuno ha mai pensato cosa sta facendo chi produceva videocassette? Perché era un mercato che 20 anni fa esisteva, oggi non c'è più. Io ho una deformazione professionale che viene dal mio passato, che è quello della grande distribuzione, quindi quando muore un prodotto bisogna avere un prodotto che sia innovativo. Allora l'innovazione quale può essere? Può essere di riutilizzare questi capannoni, fare e mettere in atto un grande piano di riequilibrio del territorio, recuperando tutto quello che è stato cementificato per un grande piano casa che deve offrire ai giovani e agli anziani la possibilità di poter avere una casa e soprattutto avere un territorio risanato. A questo aggiungo il Veneto, per più di 30 anni c'è stata prospettata l'idea del federalismo differenziato. L'Europa dovrebbe essere, ed è in parte, federalista. Il Veneto come si inserisce in questo discorso di federalismo europeo? Ci potrebbe stare, però ricordo che 8 anni fa abbiamo celebrato un referendum che chiedeva il federalismo differenziato, sono passati 8 anni e su questa strada non abbiamo fatto neanche un passo. Perciò ci sono tanti temi concreti sui quali lavorare e da lì ripartire per arrivare ai piani più alti. Da amministratore locale, come sono sempre stato, preferisco stare coi piedi per terra e discorsi un po' pindarici lasciarli ad altri. Grazie. Allora, se Michele non c'è, passerei la parola a Elisa Lapaglia, se è potuto fermarsi, la ringrazio, e si prepara nel frattempo Francesco Orecchio di Alleanza Verdi e Sinistra. Prego. Ci sono emergenze varie. Allora, buonasera a tutti, è un piacere vedervi così numerosi e ringrazio Giorgio per l'opportunità. Vado molto rapida perché abbiamo solo pochi minuti. Il Parlamento europeo l'ha aperta la procedura per la riforma dei trattati con 291 voti a favore contro 274 contrari. Ora sta al Consiglio degli Stati portare avanti e però la nostra Premier si è dichiarata contraria. Quindi siamo in un momento in cui l'Europa può cambiare per essere un'Europa più forte, come abbiamo detto oggi, come in diversi hanno dichiarato oggi. L'altra cosa su cui vi voglio far riflettere, però tornando alle elezioni regionali, per chi non mi conosce, io sono stata nel Consiglio di amministrazione di ANAM, mi sono occupata di ambiente e rifiuti, sono stata 10 anni in Consiglio Comunale, adesso sono assessore alle scuole, alle biblioteche e alla salute e servizi in prossimità. Se io, come dire, oltre a prendere l'impegno firmato, proposto dal Movimento Federalista, l'impegno che voglio prendere è sul gestire meglio i fondi europei, perché i tempi con i quali la Regione Veneto mette a disposizione i fondi europei condizionano l'inefficacia di alcuni di questi fondi, non mettono le amministrazioni locali nelle condizioni di metterli a terra nel migliore dei modi. In base a come seleziona gli enti che gestiscono quei fondi fa la differenza sull'efficacia. Ma se io affido quei fondi ad un ente che di quell'argomento non sa nulla, ci mettiamo un anno a spiegargli qual è l'argomento e poi la messa a terra sarà e risulterà inefficace perché il soggetto in sé che li sta gestendo non conosce la materia di cui si sta occupando. Le altre regioni su asili nido, sul trasporto scolastico, su quella parte del socio-sanitario impiega in modo estremamente più efficace da una parte i fondi che ci sono, intanto queste sono le materie prevalenti perché la nostra regione decide invece di metterli altrove, ma soprattutto non fa quel gioco classico e frequente purtroppo in Italia di far finta che siano fondi regionali. Transitano dalla regione, ma non sono regionali. E questa delegittimazione, quindi ora è brutto vedere l'Europa solo come bacino economico, però diciamo che quella è una buona fetta,
quando il cittadino sa che alcuni servizi vengono da lì, intanto è importante riconoscere. Volevo fare una cosa: c'è un polo europeo della conoscenza che è una rete che è a servizio delle scuole ed è molto forte nel nostro territorio. Per esempio qui in questa scuola ho avuto l'opportunità di assistere ad un dibattito, ad un incontro con Alessandra Dolci, procuratore della Repubblica aggiunto di fatto si occupa di antimafia, una persona eccezionale. Il Polo Europeo della Conoscenza che gestisce i fondi europei sulla formazione insegnanti, va bene, la faccio velocissima, quindi c'è anche tanta ricchezza sul nostro territorio, si può fare di più, ma soprattutto va fatto sistema con quello che c'è, riconoscendo appunto all'Europa anche quello che già ci offre in termini di servizi, in particolare sui settori che vi ho detto. Grazie. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera a tutte e tutti, mi chiamo Francesco Recchi, ho 24 anni e vorrei partire dal manifesto di Ventotene e dal Viva l'Europa, perché sono convinto che si debba gridare Viva l'Europa, però bisogna anche chiedersi che Europa vogliamo. Vogliamo l'Europa del Parlamento europeo che, per esempio riguardo alla questione Gaza, ha balbettato, continua a balbettare, oppure l'Europa di milioni di cittadini scesi in piazza contro il genocidio in Palestina? Io penso che i cittadini e le cittadine europee abitino l'Europa e la abitino fisicamente e moralmente, e quindi uno dei temi più cari alla politica deve essere la casa, e quindi il diritto all'abitare in città come Verona anche, che sono sempre più soggette appunto a sfratti, a costruzioni appunto, a costruzioni di palazzi per B&B e altro per i privati. Invece bisogna tornare appunto a una causa pubblica, accessibile, a un welfare appunto delle strutture sociali, soprattutto parlando di giovani, ad affitti calmierati e accessibili a tutti. È impossibile che appunto una casa in Veronetta, una stanza in Veronetta costi 400 euro, non se lo può permettere nessuno. E gli studenti devono tornare a frequentare università pubbliche che garantiscano un servizio adeguato, che adesso non c'è, perché a nostro avviso le università pubbliche stanno venendo massacrate, i fondi non ci sono più per consentire alle università private di crescere, e anche lì tornando a un'ottica un'ottica di chi si può permettere le cose può andare. Anche in Veneto sempre più università private nascono per garantire i servizi essenziali che le università pubbliche non sono più in grado di offrire per mancanza di fondi. E quindi la privatizzazione è una cosa necessariamente da combattere, anche la privatizzazione della salute. Il collega prima parlava della sanità, è essenziale tornare a una sanità pubblica in grado di appunto proteggere tutte e tutti i cittadini del Veneto come del mondo e dell'Europa. La sanità si parla troppo poco ancora di salute mentale, anche la tragedia di Castellazzano lo testimonia, si parla solo di punire e mai di prevenzione, quindi anche la salute mentale è un tema molto caro ai giovani e siamo assolutamente inascoltati anche su questo, perché il buono psicologo, scusate tutte le S, non serve quasi a niente perché non ci sono abbastanza fondi. E quindi mi rifaccio le parole di Beatrice: i giovani non votano a mio avviso perché non si sentono rappresentati. E concludo giocando sul mio cognome. Ecco, io sono in ascolto e siamo in ascolto come AVS. Grazie. Ora Yasmin, non vorrei pronunciare male il suo cognome, quindi mi limito al suo nome, che pronuncio la francese. Si prepara Giampaolo Trevisti. Buonasera a
tutti e tutte, sono Yasmina Visuale, ho 20 anni, studio politica internazionale qui a Verona e sono candidata con le civiche venete. Allora, innanzitutto vorrei dire che è molto bello essere qui in una scuola a parlare di politica, lo dico ai miei coetanei in fondo, perché penso che la politica, quella vera, nasca proprio da luoghi come questi, luoghi in cui siamo cresciuti, siamo stati ascoltati, ma soprattutto impariamo, continuiamo sempre ad imparare. Oggi ho parlato tanto di Europa, è un tema molto importante, per me Europa innanzitutto è un'idea di possibilità, unione e opportunità, la possibilità di poter muoversi, studiare, viaggiare, costruirsi il proprio futuro senza confini. E questo, soprattutto come hanno detto i colleghi miei precedenti, è un tema non lontano, quasi non lontano, ma deve essere all'interno della gestione del nostro territorio, del nostro Veneto e soprattutto anche della nostra città. E ecco perché mi candido come civiche venete. Credo molto in una politica vicina alle persone, in una politica fatta di rispetto, ascolto, ma soprattutto partecipazione. E la parola che un po' mi riassume tutto è accessibilità. Accessibilità perché? Accessibile vuol dire potersi muovere, potersi studiare, potersi curare, poter partecipare, poter abitare, indipendentemente da dove si nasce o dalle possibilità che si hanno. E significa però anche rendere una politica più trasparente, una politica accessibile, più comprensibile, soprattutto per chi per troppo tempo si sente escluso dalla politica, giovani, non giovani, tante persone ormai sono tutti sfiduciosi della politica, che sia attuale o politica in generale. E noi civiche venete crediamo fortemente in una politica in Veneto, più che una politica in Veneto di prossimità, fatto di servizi che funzionano, di sanità che sia davvero per tutti, in un Veneto che cresce, in un Veneto che lavora, sostiene un Veneto che cresce attraverso il lavoro, ma soprattutto che sostiene chi ha idee, cresce attraverso scuola, istruzione e cultura, un Veneto che protegge l'ambiente perché non c'è futuro senza sostenibilità, e un Veneto sicuramente che connette, dove nessuno rimane indietro. Io appartengo a una generazione che non vuole arrendersi all'idea che la politica non cambia. Noi giovani dobbiamo tornare a essere protagonisti, a dare sentire le nostre voci. Penso che ai giovani debba essere data fiducia perché abbiamo tutte le carte a regole, competenze, conoscenze, insomma, e soprattutto abbiamo una visione più pulita del futuro per apportare il cambiamento. E niente, insomma, penso che la politica faccia proprio questo, no? Mettersi in gioco, ascoltare e provare a fare la differenza, anche se piccola, però vera. Grazie. Bellissimo, prego San Paolo. Restano poi ancora 4 candidati che sono presentati qui, e seguo sempre l'ordinamento di quello che sono 4, sono Serena Pubblico, Carlo Padovani, Carlotta Pizzichella e Loris Tommaso. Ancora 12 minuti, avremo parlato in 20 persone, va bene? Prego. Bene, grazie, buonasera a tutti. Io l'altro giorno avevo scritto sui miei social un piccolo post dicendo che secondo me in tutte le scuole, ma non di pomeriggio, in tutte le scuole la mattina doveva essere fatta un'assemblea con gli esponenti politici dei vari partiti proprio per parlare di queste elezioni regionali, perché secondo me questa lezione sarebbe stata una lezione più importante di tante altre lezioni, perché credo che poi questo sia il nostro obiettivo. È stato detto prima e non voglio aggiungere altro, cioè riportare le persone al voto, più del 50% non vota, riportare soprattutto i giovani al voto facendoli credere. Io non sono più giovane, però dentro vi assicuro che sono molto giovane, e mi ricordo ancora che quando a 18-19 anni io sono andato a votare, io ero emozionato, perché questa famosa crocetta, questa famosa X che facevamo sulla scheda elettorale, per me era una grande espressione di libertà e di democrazia. Credo che questo si debba trasmettere ai nostri giovani, e se sono qua da un servizio completamente diverso, io sono fino a poco tempo fa ero il direttore della scuola di agenti di polizia di Peschiera del Garda, quindi passo dalla polizia alla politica, però la radice, mi permetto di dirlo in una scuola importante, la radice è la stessa che polis, che è la collettività. La polizia si occupa della sicurezza della collettività, la politica si occupa o si dovrebbe occupare del benessere della collettività. Quindi in realtà il mio servizio lo voglio allargare.
voglio fare ancora di più rispetto a quello che ho fatto prima, se mai mi verrà consentito. E perché ho fatto questa scelta, e concludo, perché ho condiviso questa scelta con mia moglie, e quando sono andato con mia figlia Dalia a parlare le ho chiesto, in questo momento di crisi, perché io davvero per me è stata una crisi profonda, perché amo la Polizia di Stato e amo il servizio che ho fatto fino all'altro giorno, quando io ho chiesto a mia figlia: papà, che deve fare? Deve provare a diventare politico o deve restare poliziotto? Mia figlia mi ha chiesto: no papà, devi restare poliziotto perché la politica è brutta. E allora il mio obiettivo unico è quello di dimostrare a mia figlia Dalia che la politica può essere anche bella. Se il suo papà riesce a entrare in politica, riesce a restare quello che è per sua figlia, allora può darsi che mia figlia Dalia fra 5 anni vada a votare. Poi probabilmente non voterà papà e non voterà manco il partito di cui fa parte papà, però l'importante è che vada a votare. Grazie davvero a tutti. Il pubblico per l'Italia, prego. Brava Carlo Padoani. Buonasera, Serena Cubico, sono professore all'Università di Verona dove insegno organizzazione aziendale e risorse umane. E proprio per quello tutti i giorni sono a contatto con gli studenti che hanno pochi anni di più degli studenti di questo istituto e li vedo partire per i progetti Erasmus, li vedo tornare sorridenti, con dei crediti in più, ma non solo, con un'esperienza internazionale europea che a loro dà molto e che a noi, quando tornano, porta altrettanto. Quindi possiamo considerare la formazione che avviene in Europa come un evento veramente affascinante per i nostri ragazzi. Perché andare a votare? Perché la Regione si occupa di molte cose che hanno a che fare con la vita quotidiana anche di un giovane e di uno studente. Le strade che percorriamo la mattina per venire molto spesso sono strade regionali, i mezzi pubblici che utilizziamo hanno matrice all'interno dei fondi, delle attività della Regione. In particolare, se vogliamo pensare a una carriera universitaria, la Regione si occupa del diritto allo studio, della abitabilità, della convivenza degli studenti e quindi mi presento alle elezioni regionali anche con il proposito di essere un professore che porta la voce dei suoi studenti in Regione Veneto. Grazie della vostra attenzione. Buonasera a tutti, farò questo anch'io. Sono Carlo Padovani, sono laureata in chimica e sono responsabile del laboratorio chimico dell'Agenzia del Domani. Ma da tanti anni ho una passione politica, per cui sono stata più volte consigliere comunale oltre che di circoscrizione, quindi mi sono anche interrogata sul fatto di mettere questa esperienza a servizio delle persone a livello regionale, per cui mi sono avventurata, ecco. Intanto volevo ringraziare, cosa che mi sono dimenticata per l'emozione, l'opportunità di venire a parlare qui e di confrontarsi, perché purtroppo ultimamente vediamo che la politica si fa spesso sui social, sono politiche spesso che urlano e che sono incomprensibili alla gente. Che cosa mi sta a cuore? Mi sta a cuore la sanità, prima di tutto, perché secondo me è la misura proprio della qualità della vita delle persone. Quindi mi sta a cuore per esempio il discorso delle liste d'attesa. Parlando con le persone in questa campagna elettorale, la maggior parte sente questa necessità di provvedere affinché queste liste d'attesa non siano così lunghe, perché creano una sanità a due velocità: coloro che possono permettersi il pagamento privato e coloro che invece devono rimanere in fila. Ecco, invece per me la sanità deve essere veramente vicina a tutti, umana e per tutti. Quindi questo mi sta molto a cuore anche il discorso ambientale, insomma, lo vediamo tutti i giorni, non serve che ci dilunghiamo su questo. Sono convintamente europeista, lo sono fino in fondo, ho sempre detto meglio una cattiva Europa che la non Europa. Quindi, nel senso, meglio una cattiva nel senso di una Europa, diciamo, con delle difficoltà, come stavo guardando, mi sono spiegata male. Perché sono convinta che, come si diceva, si risolve soltanto attraverso un'Europa veramente unita, dove rimane la diversità chiaramente di opinioni e anche diversità di stati, però è una diversità secondo me che è arricchente, ecco, che non uniforma. E poi un'ultima cosa, io credo molto in una politica di partecipazione,
partecipazione e non nella delega in bianco. Vuol dire che il politico, una volta eletto, deve rendere conto ai cittadini, confrontarsi con loro, perché secondo me la carenza di partecipazione anche al voto sta proprio nel fatto che la gente non si sente più riconosciuta e rappresentata dai politici. Invece bisogna tornare veramente a un dialogo e un confronto continuativo. Io ci credo, per cui mi sono messa proprio anche in lista per questo, quindi sono anche a disposizione fino in fondo a questo colloquio. Grazie. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Ringrazio dell'opportunità di oggi, prima di tutto la scuola Luca Andato Statale agli Angeli che mia figlia frequenta e sono molto contenta di questo istituto, quindi ringrazio dell'opportunità. Mi presento, mi chiamo Carlotta Pizzighella, sono un avvocato civilista, faccio diritto di famiglia. Da un paio d'anni sono responsabile per il Veneto del Dipartimento Famiglia di Forza Italia, sono in Forza Italia, e al centro del mio programma, per forza di cose, porto la famiglia in maniera convinta, ovviamente, perché di questo faccio, questo so fare e non mi permetterei mai di fare qualcosa per cui non sono competente. Famiglia in maniera intesa come trasversalità, famiglia che parla di lavoro, famiglia che parla di pari opportunità, famiglia però che parla anche di assistenza ai non autosufficienti, perché le figure che rimangono a casa per aiutare le persone non autosufficienti sono tante, vanno aiutate, non vanno lasciate sole. Famiglia anche però come sicurezza, sia a livello repressivo del reato, sia però anche come formazione. E qui vengo in ambito scolastico. Credo io, il rispetto che io provo per le istituzioni me lo dà sicuramente la mia formazione dottrinale, perché ovviamente ho fatto giurisprudenza, ho studiato giurisprudenza, però devo dire che l'origine del mio grande rispetto per le istituzioni viene proprio dalla scuola. Io avevo la fortuna di aver avuto una maestra elementare che ci ha fatto prendere tutte le decisioni riportando a specchio con il governo. Ci ha inculcato da piccoli ed è stata una cosa fenomenale. Io credo molto veramente nell'educazione civica, nel rafforzamento dei programmi dottrinali che riportino i giovani al voto, riportino i giovani a capire quanto loro sono protagonisti, perché noi ci stiamo presentando a voi, ma noi siamo un vostro strumento, il vero potere ce l'ha chi vota, noi siamo l'elettorato passivo, noi siamo la scelta. Voi siete chi decidete che vada al potere, potere in senso lato, perché in realtà, ripeto, siamo un vostro strumento. Voi potete scegliere le persone, potete scegliere la competenza, potete scegliere l'onestà e soprattutto potete scegliere i programmi elettorali, potete scegliere le vostre priorità. Voi dovete tornare a capire di essere voi i protagonisti del vostro futuro, voi scegliete le materie e quello che verrà trattato, perché non bisogna più che i provvedimenti vi cadano dall'alto, ma voi dovete essere parte di questi provvedimenti. Vi ringrazio. Più competente di quello che ha fatto lei, conosce molto bene le leggi, ma probabilmente anche i regolamenti, probabilmente anche se è stato perché le insegna, e allora mi domando se non trovo una contraddizione in quello che sta dicendo lei, essendo competente in materia e sapendo quello che invece viceversa dice il suo segretario. Quando qualunque domanda noi le facciamo, il venga posta, dice io sto dalla parte degli italiani. Questo è il leitmotiv del nostro segretario. Io non so se... Grazie. Domanda chiara. Altri interventi? Anche di giovani nelle ultime file? Qualcun altro vuole intervenire? Prego. Microfono. Cognome, per favore. Eduoli, per l'agricoltura cosa pensate per il sistema agroalimentare? Cosa pensate di fare? Rivolto a tutti i candidati. Provvedimenti per l'agricoltura. Rivolto a tutti i candidati. Perfetto, benissimo. Altri interventi? Altri?
No? Bene, allora direi che prima è stato coinvolto direttamente della Lega. Grazie. La domanda non è né infondata né inopportuna, nel senso che è noto anche attraverso le cronache che all'interno del mio partito non ci sono sempre visioni che collimano su tutti gli argomenti. Noi in particolare credo di non svelare nulla a chi è qui questa sera e quindi segue con interesse la politica. La componente veneta della Lega ha delle caratteristiche diverse dalla Lega nazionale. E io è una cosa che ho sempre coltivato e difeso nel mio piccolo. Qualche mese fa ci fu un'intervista di Luca Zaia, che è la persona che più rappresenta il mio modo di vedere le cose all'interno del mio partito, che ha detto chiaramente: se qualcuno pensa di ritornare indietro rispetto al processo di integrazione europea non ha capito dove sta andando la storia e dove sta andando il mondo. Poi è evidente che rispetto alle polveri, insomma, che io sia un po' diverso da Salvini penso che si veda anche dal punto di vista estetico, ma è evidente che c'è una comunanza di fondo nel nostro modo di intendere le cose, altrimenti non staremo nello stesso partito. Cioè io stesso ritengo che debba essere messa in discussione in maniera forte l'attuale architettura istituzionale dell'Europa, e per questo io ad esempio auspico questo Big Bang dal punto di vista istituzionale della Convenzione. Poi che la messa in discussione arrivi al punto tale da sfociare nella negazione delle ragioni dell'esistenza dell'Unione Europea, io non mi spingo personalmente fino a quel limite. Sono molto critico. Ad esempio sono molto critico in relazione al fatto che il maggior livello di integrazione europea noi ce l'abbiamo nel settore bancario. Io credo che sia del tutto irrazionale se vogliamo fare una costruzione politica come deve essere un soggetto federale. Quindi io non ho problemi a lesinare critiche. Il punto di fondo che però difendo è che non sono disponibile a dire che si debba tornare agli stati nazionali. So che il mio segretario, e non ho problemi ad ammetterlo, altrimenti voglio dire verrei qui a prenderla in giro, ha delle posizioni diverse che noi allo stesso tempo nel nostro partito cerchiamo di stemperare anche pubblicamente, anche assumendoci dei rischi, perché ovviamente nelle strutture odierne dei partiti, ma questo vale per tutti, dove la selezione della classe dirigente non avviene per merito, che può essere preferenza, anzianità di servizio delle istituzioni con qualche tipo di risultato, eccetera, eccetera, avviene sulla base della logica feudale, fedeltà in cambio di protezione. Dire delle cose sui giornali comporta qualche rischio. Noi fin qui come Lega del Veneto le abbiamo dette. Sull'agricoltura io ritengo che si debba usare la PAC per creare una forma di diversificazione per due ordini di ragioni. La prima, noi abbiamo grossi problemi dal punto di vista economico di monocoltura, o meglio di monocolture. Sembra una contraddizione in termini, in realtà noi abbiamo zone a monocoltura, vite. Noi, parlo di casa mia, facciamo 47 milioni di bottiglie di vino, 47 milioni di bottiglie di Soave nel mondo non si riescono a vendere, e quindi se andate al Lidl senza fare pubblicità trovate il Soave a 1,99 €. Vogliamo aprire il capitolo delle mele? Apriamo il capitolo delle mele. Vogliamo aprire quello delle pesche? Apriamo quello che è rimasto delle pesche. Allora, la PAC si può usare per fare bandi dedicati. Quindi al posto di fare bandi generalisti di sostegno a qualsiasi tipo di coltura si possono concentrare le risorse per sostenere alcuni tipi di coltura e cercare di creare una diversificazione nel settore primario. Questo secondo me ci può consentire nel lungo periodo di restare la prima provincia in Italia, non tanto per volumi ma per valore prodotto attraverso l'agricoltura. Altrimenti se noi continueremo a saturare i nostri mercati di riferimento, molto semplicemente facciamo quello che stiamo facendo oggi, cioè per riuscire a mantenere la redditività dobbiamo aumentare le quantità e abbassare i prezzi, ma andiamo contro la legge del mercato. Grazie. A voi. Qualcosa? Sì, prego.
Per quanto riguarda l'ambito dell'agricoltura, un primo intervento deve essere rivolto alla promozione dell'imprenditoria giovanile a favore dell'agricoltura, proprio perché ci siano anche le generazioni che procedano a. Secondo luogo, la promozione di quelli che sono i prodotti e le politiche a chilometri zero. Ed infine offrire maggiori competenze ai consorzi di bonifica per la manutenzione del territorio. Grazie. E se mi è permesso, ho consegnato il protocollo firmato. Gli altri hanno tutti quanti molto sull'agricoltura, sempre sull'agricoltura. Anche L'ho detto nel mio primo intervento, sono contro l'agricoltura industriale, sono per la civiltà contadina che aveva l'azienda in verticale, produceva tutto e non inquinava. Oggi abbiamo, sia nel vino, sia nelle mele e in tutti i settori sono inquinati. Quindi abbiamo questo problema. Io quest'anno ho fatto viaggio in Marocco, signori, ho visto l'agricoltura, è una capacità di produzione sia industriale, ci superano. I marocchini tra poco ci superano. E vedete anche nel settore edilizio, in questo paese abbiamo o manodopera dell'est o marocchini. Nelle macchine tessili, chiudo, usiamo personale che viene dal Marocco. Quindi queste... Allora, un paio di telegrammi anche sull'agricoltura, che ovviamente è un tema importante. Innanzitutto noi abbiamo anche detto questa questione del consumo di suolo che è preoccupante nel nostro Veneto e sono stati dati dei dati prima, quindi noi sull'agricoltura vorremmo già rinverdire, ritornare a riforestalizzare oppure rendere di nuovo campagna delle territori e vedere la campagna come una risorsa. Noi non possiamo negarci, perché altrimenti saremmo molto ipocriti, che l'agricoltura degenerata in agricoltura intensiva e in impianti molto molto invasivi crea una delle cause maggiori dell'inquinamento nel mondo. Un terzo sono gli impianti intensivi agricoli, un terzo sono le auto, un terzo sono gli incentivi. Io credo che proprio per questo il Veneto debba essere pioniere, portatore in avanti di una visione in cui si venga richiesto all'Europa non solo di lavorare nel Green Deal, ovvero quindi dare degli obiettivi importanti, ma anche di mettere a disposizione dei fondi per rendere l'agricoltura meno invasiva, ma nello stesso tempo permettere una nuova capacità agricola e anche di guadagno attraverso degli incentivi. È come il discorso, e chiudo, delle auto elettriche. Se noi diciamo vogliamo le auto elettriche ma non creiamo dei fondi europei per elettrificare le auto e la nostra società, non possiamo andare avanti. Lo stesso deve avvenire con l'agricoltura, non se ne scappa. Sì, per rispondere alla domanda parto da un dato di fatto, ovvero dall'avvio di un'indagine epidemiologica retrospettiva sulla popolazione residente nel territorio del Lussotto Beriche esposta sui PFAS, che la Giunta regionale del Veneto ha attuato a inizio ottobre. Intanto appunto è in ritardo di 10 anni, come hanno denunciato dei comitati, e è solo per Vicenza, quando invece appunto tutto il Veneto è interessato agli PFAS, e specialmente la provincia di Verona e di Padova. E anche in questo caso la Giunta ha deciso di escludere i cittadini, i comitati. Quindi, per rispondere alla domanda, cosa si pensa di fare sull'agricoltura? Intanto impostare l'agricoltura con dei meccanismi che non uccidano le persone, non inquinino l'ambiente, cose che vanno di pari passo, e quindi impostare molto di più sul biologico, il biologico vero e non il greenwashing, che anche in Veneto si fa,
e sulle piccole aziende, quindi incentivare appunto i lavoratori delle piccole aziende. Vabbè, non mi sono presentato prima, sono Lorenzo Melleri della lista Pace, Sanità, Lavoro, promossa dalla Rifondazione Comunista. Comunque sulla questione dell'agricoltura, io penso che per l'agricoltura, come per ogni altra cosa, occorre considerare la questione in una prospettiva globale. Se ci si vuole confrontare con altre realtà che hanno condizioni di forza lavoro e situazioni molto diverse per più aspetti, la concorrenza è difficile. Come qualcuno già ha detto, non può esserci un puro confronto economico, deve intervenire la politica su queste cose, con un sostegno di carattere fiscale e finanziario, ma poi direi che occorrerebbe anche un intervento della politica, per esempio, che possa favorire l'agricoltura a, come è abituale dire oggi, distanza zero, promuovendo vendita di questo, con mercati magari promossi pubblicamente. E poi un'altra questione, per chiudere, legata a questa, è possibile pensare ad un aspetto produttivo della realtà economica senza considerare quello del consumo? Pensate che produzioni di maggior qualità a prezzi difficilmente concorrenziali possano essere acquistate da chi ha redditi italiani? Per ringraziare scusate 18:30 andiamo perché poi restiamo da soli. Mi sentite? Dicevo, intendo ringraziare coloro che sono rimasti fino all'ultimo minuto, credo che abbiamo dato persino l'opportunità di qualche intervento e qualche risposta su due temi specifici. Ai candidati auguro tutti di essere detti, sarà un po' difficile per ritrovarli in consiglio regionale e spero con la ricostituzione del gruppo per la Federazione Europea che dicevo ha operato appunto così bene. Non mi resta che riscontrare alla fine dei vostri interventi delle differenze che ci sono state, naturalmente di accento su molte tematiche per quanto riguarda la gestione del suolo, l'agricoltura, l'ambiente, ma mi sembra anche di poter dire un sentimento comune sulla necessità, sull'Europa come necessità. Ecco perché io da tanti anni mi arrabbio quando mi dico che l'Europa è un sogno. Io non penso mica di essere sognatore, penso che sognatore, voglio citare un signore che ho conosciuto di persona. Sognatore è il Granduca del Lussemburgo, se pensa con i suoi 600.000 abitanti di confrontarsi con 1 miliardo e 400.000 indiani o 1 miliardo e 300.000 cinesi. Lui credo che sia un sognatore, non lo è, non ho mai parlato con il Granduca di queste cose, ma, e quindi credo che avremo altre iniziative per parlare di questi temi. Aggiungo ai miei iscritti che ho visto così numerosi e anche risentiti fino alla fine, la settimana prossima, sulle tematiche che molti di voi hanno ripreso, molti candidati. Avremo una presentazione di un libro sui Società Letterarie il 4 di novembre alle 16:30, il titolo è Anarpocene. Capite bene che è un gioco tra antropocene, che è una nuova epoca contrassegnata dei cambiamenti, insomma, che l'umanità ha prodotto appunto sull'ambiente, sulla natura, ma in questo momento stiamo vivendo più un anarpocene che un antropocene, quindi gioco di parole, credo che sia appunto appropriato. Grazie a tutti e buona serata.